Rosario Lanzara ha 17 anni, da Ottaviano, in provincia di Napoli, una città che è ricca di melodie e musica. Questa città è stata influente nel tuo interesse musicale? Vabbè, influenzato tantissimo perché comunque è provincia di Napoli e comunque Napoli, come ha detto il maestro Sorrentino, ha la risata pronta, ha sempre tutto hanno sempre tutto le persone di Napoli e quindi anche questo è ricca di musica soprattutto e mi ha aiutato molto. Allora, Rosario, lei ha una voce particolare, un timbro molto caldo. E com'è che è stata scoperta questa voce particolare? Vabbè, scoperta all'età di 7 anni perché mio padre e mia mamma dicevano: "Wow, hai una bella voce, cioè, sentendo di cantare sei proprio bravo", e da lì è iniziato tutto. Però c'è sempre un filo di paura prima di salire su quel palco, vero? E adesso come ti senti? Vabbè, devo dire ansioso, in ansia. Presenti una canzone del quale hai contribuito per scrivere il testo. Allora ci dici di che cosa parla questa canzone e che messaggio cerchi di trasmettere attraverso la tua musica? La canzone innanzitutto si chiama Anelli di fumo, è stata scritta proprio per il sociale, quindi praticamente per l'Italia di oggi che è ricca di problemi e allora è stata scritta proprio per questo, aiutarla, diciamo. Quali sono i cantanti ai quali ti ispiri di più? Cantanti che mi ispiro di più sono Pino Daniele, Massimo Ranieri, Tiziano Ferro e vabbè, tanti altri, come tipo i testi di Vasco Rossi. C'è qualche sogno che si deve ancora avverare? Tantissimi, ad esempio cantare all'Ariston, anche se è solamente una vetrina, però può aiutare, c'è tanti sogni. Aħna nawguraw li l-Rosario li l-ħolm tiegħu kollha jsiru realtà.